Allora, direttore, le 10 domande di Repubblica sullo scandalo dei festini e sui comportamenti privati del Premier, Berlusconi ha risposto con una querela. Qual è il tuo commento? Ma è una citazione giudiziaria e io penso che sia la prima volta nel mondo delle democrazie che un uomo politico, il leader di un paese, porta in tribunale, fa causa alle domande di un giornale. E questa da un lato è la prova delle difficoltà, delle angosce in cui Berlusconi trascorre questo fine estate, e dall'altro lato è la conferma di quello che noi diciamo dal primo giorno: le domande vanno avanti semplicemente perché non hanno avuto risposta, e non hanno avuto risposta perché Berlusconi non è in grado di dire la verità ai suoi concittadini. Quando ha risposto con menzogne. Potrebbe essere stata, secondo te, l'attenzione prestata a questa vicenda dalla stampa di tutto il mondo a spingere Berlusconi a questo passo? Beh, certamente le 10 domande sono rimbalzate sui giornali di tutto il mondo e Berlusconi ha un controllo praticamente totale sull'informazione televisiva del nostro paese e ha un dominio con il potere che ha come capo del governo su un pezzo forte di pubblica opinione e di mezzi di informazione. La stampa internazionale ha fatto di questa vicenda un vero e proprio scandalo che rimbalza da un paese all'altro, e evidentemente anche questa è una preoccupazione del Premier, perché nell'atto di citazione lui chiede anche in qualche modo di condannare, quindi di colpire e dunque di impedire la citazione in Italia delle inchieste dei giornali stranieri. Anche questa è qualcosa di assurdo, perché è come se si potesse mettere una barriera alle idee e al libero lavoro giornalistico. Al fondo di tutto c'è questo: l'insofferenza per il lavoro giornalistico, per il lavoro d'inchiesta. È dal lavoro d'inchiesta che nascono le 10 domande di Repubblica. Berlusconi è abituato a esercitare un potere in qualche modo assoluto, che non contempla domande, che non contempla critiche, che non contempla obiezioni. Però noi dobbiamo tenere presente che qui è in gioco la libertà di espressione. Ecco, è riuscito però a mettere il bavaglio alla stampa italiana, a parte della stampa italiana. In realtà quello che volevo chiederti: quali sono i segni di difficoltà di Berlusconi dopo questa campagna? Berlusconi è perseguitato dal ciarpame politico, come lo ha chiamato la moglie, cioè lo scambio tra favori particolari delle sue giovani amiche e le cariche politiche. È perseguitato da questa vicenda dovunque vada, è perseguitato nella pubblica opinione internazionale, nei paesi in cui la pubblica opinione è un soggetto attivo e forte della democrazia contemporanea. E Berlusconi anche nel nostro paese cerca, se può, di sottrarsi alle domande dei giornalisti. Quando si presenta in conferenza stampa fa dei lunghi monologhi. Questa vicenda, come ha detto la figlia di Berlusconi, non è una vicenda privata, ma è una vicenda pubblica che ha implicazioni politiche e ha implicazioni istituzionali. Ha aperto una forte crepa tra Berlusconi e il paese, tra Berlusconi e il suo mondo, tra l'immagine che Berlusconi ha dato di se stesso e che pensa di continuare a riprodurre e la realtà. E oggi questo gesto segna una svolta: poiché non può rispondere alle domande, cerca di cancellarle per via giudiziaria. Un'ultima cosa, direttore: se Berlusconi porterà Repubblica in tribunale, come risponderà il giornale? Il giornale risponderà continuando a fare le sue domande e continuando nel suo lavoro di accertamento giornalistico. Questa vicenda sarebbe finita subito se Berlusconi avesse accettato di rispondere alle domande nell'intervista che noi gli abbiamo chiesto prima di pubblicare. Noi abbiamo chiesto un'intervista dicendo: ci pare che esistano contraddizioni tra il racconto che lui fa di queste vicende e il racconto di altri protagonisti. Può rispondere alle nostre domande? Abbiamo detto: aspettiamo 3 giorni, il 4º giorno abbiamo pubblicato. La questione è molto semplice: noi ci comportiamo come se fossimo in un paese normale, come se fosse possibile rivolgere le domande in nome e per conto della pubblica opinione al potere. Vediamo se è possibile.